diamo un senso alla doccia che farò. Ma prima di fare il nostalgico giro a Tinnebrook, si pronuncia così, Tinnebrook, come diceva Charles, no? Tinnebrook, uscita a fare. Pare a scattararmi. Volevo mostrare il mio giardino. Colgo l'occasione del giardino Fioi per richiedere sempre cortesemente, ovviamente se avete voglia, se avete piacere, di scrivere sempre dei commenti. Questi servono a far tornare sul canale. Forse è stata anche colpa mia, perché Uccio che qua si sbrissa senza star là a spiegare troppo i dettagli. Più commenti a un video, più il canale torna su, insomma. Ecco, il mio non trattando argomenti che possono creare discussioni o positive o negative indipendentemente dal loro orientamento, ha ricevuto sì, più o meno sempre le stesse visualizzazioni un tempo, però sempre più con meno commenti. Cosa succede? Meno commenti vuol dire che poi il canale e i video vengono visualizzati meno e quindi di conseguenza, insomma, tutto il lavoro che faccio gratuitamente diventa proprio per pochi. Insomma, se è un peccato, potete dire non vale neanche la pena, insomma, ecco, quindi volevo ritornare a come era prima. Scrivete anche semplicemente un ciao, una qualsiasi roba, anche una roba a caso, l'importante è che sia un commento, ecco, detta proprio così, in tutta onestà, senza contare le solite balle da influencer, e fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, eccetera. Cazzo gliene ciava, loro lo fanno per l'algoritmo, Dio, poi. Non so neanche come inizierà questo video, pertanto se sei arrivato, che sei nuovo, che non sai, ti dico che siamo a Tinnebrook, in Scozia. È una penisola raggiungibile tramite traghetto oppure anche via terra volendo, ma facendo un giro della Madonna. Il posto sì, per carità, è molto bello, è molto, perché sì ogni volta, è molto wild, però non è uno dei posti più spettacolari della Scozia. È per me importantissimo in quanto quando vivevo qua ci andavo a pesca con i colleghi, ok? Basta, è solo per questo. Pesca, che dobbiamo combinare anche quasi. Devo ancora iniziare, ma già dalla prima pedalata non ti dico, cioè è la risposta a tutte quelle volte che dicevo prima di morire voglio girare Tinnebrook con la mia mountain bike. Come ti raccontavo, un tempo qui nelle coste si costruivano le villette, guarda che bello, tutto è sempre con la data, i commercianti di Glasgow della medio-alta borghesia. Che villaggetti. Vi faccio una foto che non si sa mai. Ho la sensazione di essere in mezzo al niente, a nessuno. Non so se si riesce a percepire. Come diceva Ruggero dei Timidi, c'è a chi piace, c'è a chi no. Oggi c'è tipo un 500 metri di ascesa. Mi raccontava ieri un mio cliente barra tour del canale che molti youtuber si sono lamentati della Scozia, però bisogna anche spiegare, secondo me, non tanto a loro che ormai ci sono già stati, ma a tutti, che un conto è la Scozia e un conto è la strada. La strada e le 2 o 3 cose turistiche che ci sono lungo la strada, e la Scozia è altro. Cioè, se la Scozia è sconfinata e wild, Dio caro, ragiona un attimo, come può essere sconfinata e wild a bordo strada? Dai, si prende la bici o si prende i pinini, un buon paio di scarpe e via. Ti ho già detto quanto gli scozzesi amino le leggende, no? È una cosa bellissima, che è quasi un gioco, è un po' come le nostre tradizioni, a Befana, a Veccia, Babbo Natale, Dio, la Madonna, Allah, Maometto, tutte che robette là, e loro qui hanno le fate. Qua c'è scritto che questo è il villaggio delle fate e puoi aiutare le fate a costruirsi la casetta al riparo. Infatti ci sono delle mini casettine, così le farai felici e ti porteranno tanta fortuna. Poi c'è scritto: ricorda che per vedere le fate devi strofinarti forte gli occhi e guardare dal bordo, diciamo, dell'occhio, e più strofini gli occhi più possibilità hai di vedere le fate. Contemporaneamente più mangi pane fatto con la segale cornuta, più vedi personaggi mistici, e più ti fai di metanfetamine e più vedi le Madonne a Medjugorje. Ma la vera pressione bassa, e manco se moro col video ricordo. Eh sì, guarda che bel posto. Il bello, sai, è anche, come dice quella frase,
Cioè, in Scotland you have miles and miles of nothing, nobody here. Praticamente dice che in Scozia hai miglia e miglia di niente, non c'è nessuno qui. Ah. E in effetti cioè, questa è praticamente una forestale, però va bene così perché oggi non mi sento mica in forma, Cioè, probabilmente è il nervosismo, l'agitazione, no? Nel senso che è una cosa che bramavo da tantissimi anni, per quanto ripeto possa non essere panoramica, ma è una zona, non c'entra nulla col panoramico, è una cosa affettiva, è una cosa dei miei ricordi. Ah, ok. Ora collego, che stupido che sono, ho bevuto 2 caffè di fila. Ok, colpa mia, passerà l'effetto adesso, quando passerà. Bombo, tutto, sono più tranquillo, ma il caffè fa questi effetti. So che può sembrare una foresta, deve essere per quello che è chiamata la foresta di Tinebrook. Memo interno per le prossime escursioni: un solo caffè al mattino, non so perché si lo sempre, una banana e un melino. Wow. Sembra di no, ma tutto un su e giù qua, su e giù, mamma mia, paressa qua, Alessia. Ma guarda che secondo me più passano gli anni, più analizzo il mio corpo e il mio passato, le statistiche, no, di tutto. Io credo che tutti gli attacchi di panico che ho avuto in passato, e ne ho avuti vari, mi portano via in ambulanza, anche quella volta in Francia, siano stati dovuti ai caffè. Io una volta bevo tanti caffè, ma a stomaco vuoto, così, proprio deliberatamente. In più anche fumavo. Ricordati che il tabacco è un eccitante, ok? La nicotina è un eccitante, cioè in natura ok è un insetticida, però per l'uomo è un eccitante. La gente crede che fumare gli rilassa, adesso non sto a spiegare come funziona la nicotina, magari un giorno lo farò, però ti assicuro che non lo è affatto. E quindi l'insieme di quelle due cose mi dava tutti queste percezioni alterate, queste piccole tachicardie eccetera, che mi mandavano fuori di testa. Adesso che sta andando via l'effetto del caffè, effettivamente no, sta roba non ce l'ho. Ho notato perché l'ho riavuta una seconda volta quando era successo che avevo preso appunto troppi caffè. Dissi una volta in un video, me ne sono ancora convinto, che bere tanti caffè è una roba stupida, cioè è un'abitudine nostra proprio, ma non è proprio normale, hai capito, come gesto. Accidenti. Pausa immotivata, forse anche solo per dire che ogni tanto sento rumori, tipo piccoli tonfi, e mi sale l'attenzione e dopo ricordo, no? Qua i lupi e gli orsi, con tutto rispetto per i lupi e gli orsi, si sono estinti 400 anni fa, quindi sono solo cervi. Io so che qua pullula di cervi, mi ricordo, non ne ho ancora visto uno, probabilmente sono un po' nascosti, probabilmente non è neanche l'orario. Adesso sarà tipo le 11 del mattino, di solito i cervi li vedi da prima mattina o all'imbrunire. Ora sto pino crescente mentre dico all'imbrunire. Però siamo 20 km dentro la foresta e non ho ancora visto un cervo, o li accopai tutti Piero. Aspetta, già che siamo qua, ascolta. Go. Mi sono dimenticato di dire che il percorso che sto facendo oggi porta da tutt'altra parte rispetto alla zona di foresta dove andavo una volta, perché ho detto vabbè, abbiamo la possibilità di fare 3 giornate qua, ho detto ovviamente esploriamo anche l'altra parte, no? Oh, com'era la vocina
There's nobody here! Wow! La, la, la. Oh, beautiful. Oh, la, 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 la. La, 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 la. Questo per me, Italia, è un momento magico, perché quello è lo stretto di Kyle of Butte. È una cosa che bramavo da troppo tempo di tornare a vedere. Con la mia indipendenza sono io che decido dove andare, cosa fare. Cioè, tu mi dici, beh no, è il Komoot che ti fa. No, l'ho scelto io la traccia del Komoot, quindi sono io che decido dove devo andare, sono io che decido se cambiare strada, sono io che guido sempre. Wow, this is Scotland. Ok, mi ero fermato un attimo a fare la pausa commozione, non tanto per i posti, ma per ciò che ho fatto della mia vita, per ciò che sto continuando a fare della mia vita, con la mia vita. Ossia, ricordati sempre, ragazzo, quello che piace a te, non quello che piace agli altri. La vita va vissuta come veramente la senti, la percepisci. Non è vero che devi avere un tot di soldi in banca, che devi avere quella determinata auto, la casa, la famiglia, il matrimonio, i fioi. Sono puttanate create dal sistema. Vabbè, non stiamo a scendere in politica, in economia. Comunque lascia stare quello. Dimentica forse quello, la premessa che ho fatto, ma ricordati solo di cercare la tua strada, perché a volte veramente basta un poco no il poco nel senso del telefono, marca dei telefoni, no, un poco nel senso un niente, ma è quel niente che è la tua linfa vitale. Magari un giorno scopri, guarda che è un esempio, seguimi, è solo un esempio inventatissimo, un giorno scopri che a te il tennis è la tua vita, cioè una racchetta e una baetta che rimbalza, chi se ne frega, se quella è veramente la tua vita, quello che ti dà la felicità 1000 volte, 1 milione di volte più di qualsiasi altra cosa, ragazzo, tu hai vinto, basta, hai vinto. Io basta, ho vinto la mia, che so che spesso non posso spiegarla, perché è ovvio che ai miei occhi certi posti o le uscite in e-bike, quelle cose lì sono cose immense. Ad altri, giustamente, ripeto veramente in tutta onestà, giustamente, l'e-bike può far da cagare, queste cose possono far da cagare. Com'è che ci sono riuscito? Ho imparato a ignorare. Ho imparato a ignorare le linee guida, ho imparato a ignorare le strade e ho imparato a creare la mia strada. E la mia strada mi ha portato a casa. Casa nel senso la destinazione. Guarda, falco. Oh fuck, ecco, questo è quello che non piace a me. Forse l'hanno fatto per il bestiame, dai, è aperto. Bonbon è aperto, vedi, non c'ha lucchetti. Ti apri di qua, ok. Sì, vedi, tutto recintato, può essere, è perché non vogliono che entrino i cervi o i calabroni. A un certo punto muori dal caldo, dopo mezz'ora muori dal freddo. Mamma mia che sbalzi in temperatura estremi, fioi, boia. Faccio questa spini. Guardate, il ginestrone, quello giallo, sta che distante. Guarda qua, sta che distante. Wow. Cazzo! Oh merda. Oh. A collection. Oh. Ehi. Perché hanno veramente spine affilatissime questi, Porca troia. Ecco, vedi, cazzo, siete cresciuti proprio qua in mezzo. Perché questo perché ho le braghe corte. Ok, vabbè, casomai mi metto le braghe lunghe. Volevo vedere quanto dura, quanti siete. Porco cane.
non dovrei bucare perché sono talmente affilati da essere fragili per il pneumatico della mountain bike, anche perché insomma sono pneumatici da enduro, non dico che siano proprio anti-foratura, però insomma il lattice che ho dentro sarà anche scaduto ormai, va in monissima, fa freddissimo ora. Il lattice, Fioi, per chi non lo sa, è una sorta di liquido che si mette dentro tramite la valvola, i pneumatici, però quelli tubeless, quelli senza camera d'aria, ok? E cosa succede? Se tu buchi, fuoriesce un po' di liquido da questo buco che hai fatto e in tempo 5 minuti circa si solidifica, diventa gommoso e tappa il buco, ok? Dopo ovviamente devi dargli una ripompatina alla gomma, che discorsi. E solitamente hanno una durata di massimo 6 mesi, dopo 6 mesi devi rifare il lattice, diciamo, ai pneumatici, devi ridarglielo. Ancora, qua, destra. No, vi assicuro che sono spinosissimi, Fioi, cioè per questo ho sto timore. Non voglio dire niente. Perché non c'è niente da dire. Ascolta. Oh, via, ora ho messo le braghe lunghe, voglio vedere chi comanda. Vedi, adesso con le braghe lunghe, guarda come si spostano, vedi, guarda. Adesso tutto il passaggio. È così, 40 km di wild. Mi hanno fatto schifo? No, direi di no, decisamente no. Wow. Ora dovrei, esatto, scendere verso la civiltà e continuare l'ultimo pezzo di sta a un oseo, di sta mare, diciamo. Prega che sia apribile, altrimenti devo rifarmi 35 km indietro. Vedi, sono sempre queste le mie paure. Ok, questo è aperto, cioè è apribile, va bene. Non so perché di questi due recinti in mezzo a niente. È recintato, non capisco. Ah, eccolo qua, questa foresta praticamente è organizzata attraverso l'esclusione dei cervi, ok? Perché con come si dice, il ripiantamento di alcuni alberi, perché come ti avevo già detto prima, i cervi qui erano diventati talmente tanti che iniziavano a devastare un po' l'ecosistema, ok? Quindi oltre alla caccia controllata hanno creato anche queste zone recintate per tenerli fuori, perché loro ora qui stanno ripiantando le piante danneggiate. Certo che io i piccioni come i bangla, io dappertutto, mamma mia, robe che non me copo. Ieri dovevo fare a gara con un oseo, traduzione, stavo facendo a gara con un volatile e all'ultimo mi sono trovato il cancello, ho inchiodato e ce l'ho fatta. E da quando sono arrivato che devo fare una bella pizza a una piegora. Ma che strada! Pensa che ste stradine le abbiamo fatte in camper! Ai ai ai. Beh! Che è successo? Siamo praticamente arrivati. Sono un po' deluso, nel senso che il giro è stato bellissimo, emozionante, panoramico, però è già finito, cioè 40 km sono volati, è come averne fatti 5, quindi casomai niente, pranziamo un attimo e dopo andiamo un po' a caso qua intorno in giro, non lo so. Però sti cervi, tanti recinti, ma a me sti cervi proprio non li vedo. Mi sognerò di notte sti spunzotti qua con i fiori gialli e hanno sto profumo, poi magari sono io che ho problemi di olfatto, che è un misto tra la pesca e il sapone. Ok, au, signori, aia, Dio spinoso, porco cane, sai che non devo usare acqua,
Ah, aia, aia! Porca troia, aia, Laimona! Ah, tonca un po' col passo da qua. E dopo vado qua. E dopo non so neanche a dove andare. Giro un po' a caso, ritorno da qua. La mia casa è qua giù. Ora scendiamo. Perché dopo aver fatto bici la nera Seven Stays, cazzo te ne stava, cioè tutto, no, è facile, però non devo sporcarmi, no, non ho desiderio di sporcarmi, non ci sono lavanderie in questi giorni, nelle zone che visiterò in questi giorni, quindi dobbiamo stare un po' attenti a non sporcarci. Così, smidges, tutti questi dissintiozzi, cazzo vostri, moscatentiozzi in the ice, la, guarda dove che siamo, e quando serve torno smerdato dalla testa ai piedi, quando non serve no. I'm at home! Eccoli qua i pratini di Bluebell, le campanelle viola, blu-viola, gonfiate al tonici, perché si viola sto qua sa tu. Andiamo a digerire. Spazering, saliting del pecoring, però il mio tracciato, scusate se rompo i coglioni, dice che devo andare di qua, non volevo disturbare niente il culo, comunque non trovo la traccia. Scusate ma ho lost la track un attimo, faccio un po' di passing di qua, la serie che passo da qua, no? Tento di schivare il piegole, però appunto devo passare proprio di qua. È proprio, cioè qua il, sì, il sentiering, non volevo rompere i coglioni, però è quello di qua. Se proseguire, continuare, ecco, inizia ad esserci molto spazering. Oh, un po' troppo, merda, fuori. È ultra melmosissimo, sprofondi, tipo un tra virgolette sabbie mobili. Oh, fermi tutti, chi te lo fa fare? Nessuno, faccio io volentieri. Mi piace, I like it. Sono questi posti che ti fanno capire di essere vivo. Sì, perché le piende spine, no? Praticamente ogni volta ti zappi spine e ti dice, sì, tu vivo, sì, su, tipo il pizzicotto, no? Quello qui ti dice, dammi un pizzicotto e vedo se sto sognando. Qua secondo le mappe dovevano esserci i resti del castello dei sommorti cani, eppure. Eccolo là, l'hanno sbagliato i 15 metri, adesso ti porto. Scusa, ti scuso. Mamma mia, che bello lasciare la bici là senza paura che le risorse te le inculino. Vieni su qua con me un attimo, andiamo a vedere qua. Wow, l'ho detto wow, sì, mi pare sì. Che storie. E niente, io c'ero. Una cosa indescrivibile, ragazzo. Ecco, questa è la Scozia che vi dicevo, la Scozia non turistica, quella dalla quale non si riesce, guarda che bell'albero fiorito, non si riesce a rimanere delusi. Non è la Scozia dell'internet, insomma, ecco, questa è la realtà. Decine di chilometri di nulla, castelli sconosciuti. Aspetta che andiamo da qua, una vista, non vedo proprio la vista. Guarda, è crollato proprio tutto il muro, ma guarda che era anche larghissimo, guarda che roba. Wow. Quanto palcano, boia. Stanno cominciando a nauseare questi fioretti gialli, cioè. Ma sto sconvolto che non ho visto un cervo.
Vedi, guardali anche in bici le single track, perché devono far paura? Il camper ci passa giusto, hai le passing bay, ti butti qua e guarda, ci passano due camper tranquilli, hai capito? Non c'è merda. Wow! È quasi difficile riuscire a fermarsi e a star fermi ad apprezzare, perché si è sempre, come che dice gli inglesi, in a rush, in casino, in ritardo, cioè presi da morsi dal tempo, hai capito? Per assurdo sta strada sarebbe anche fulminabile. This is Scotland. Wonderful, a miracle, wow. Si è mai visto una pecora in riva al mare? Solo qua, solo qua. Sì, bello, capito? Io gatto. Che spettacolo, guarda. Loco. Wow. Ma che strana pietra ho trovato. Bianca a naso, saprà merda che piecore. Non ho detto magari è sale. Pazzesco. Diciamo che star qua a guardare i panorami ti passano le ore, cioè ti viene scuro. Quindi ora, spero che mi ero portato la torcia proprio per queste situazioni delle serie, sai che ti fermi e quindi dici ciao, pure io con scuro. Senti, a parte mica pacciolo qua cara mia. C'è solo il rumore del vento. Un villaggio, a village, e la gente del villaggio è i village people. Io sono sicuro che un giorno parlerò di questi tunnel tra i rovi. Quando ti dicono che sei la pecora nera, guarda, quello intendono, sei quella, e tu digli meglio, perché quella bianca ha sempre il culo smerdato che si vede, mentre quella nera no, nasconde. Scotland is just unbelievable, and there's nobody here. There's no bugger here. Miles and miles of nobody.